Autodromo del Veneto, indietro tutta. Lo chiede il Partito Democratico del Veneto, che ha presentato un progetto di legge per limitare il mega centro commerciale previsto nella Cittadella dei Motori, che dovrebbe sorgere a sud del lago di Garda, tra Trevenzuolo e Vigasio, al confine tra la provincia di Verona e il Mantovano. Franco Bonfante, vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, insieme alla capogruppo Laura Puppato e ad altri 5 colleghi di partito, chiedono il ripristino della versione iniziale del provvedimento. È una grande operazione immobiliare in cui ci sono centri commerciali enormi, 195.000 metri quadrati, creerà problemi gravissimi al piccolo commercio e al commercio dei centri storici, dei paesi attorno e della città di Verona. Poiché Zaia, nelle sue dichiarazioni dopo le elezioni, ha detto che è contro questo continuo espandersi di centri commerciali, vogliamo sfidare Zaia a dimostrare nei fatti ciò che ha detto nelle interviste.